Ma Verona è una splendida città e il progetto To Be Verona ritengo che sia molto importante, perché è importante non solo per tutti i territori, il nostro territorio è ricchissimo e pensare a una rete di imprese innovatrici credo che sia una cosa molto importante. Io credo molto nel fare sistema, è un po' dovuto anche alla nostra attività, che dell'economia di relazione ne fa lo scopo principale dell'esistere. Noi ci occupiamo di sociale, se non si fa relazione nel sociale credo che sia difficile, quindi auguro a To Be Verona grande successo. È una bella domanda direi complessa. Io preferirei, più che parlare di innovazione in senso generale, parlare di innovazione che noi stiamo applicando nel sociale. Il marchio Valemor, un marchio della Fondazione Più di un Sogno, si occupa di due cose principalmente. La principale è l'inclusione lavorativa. Noi abbiamo fatto un'innovazione di processo perché siamo partiti per assolvere il problema dell'inserimento lavorativo di ragazzi disabili dai bisogni dell'imprenditore. L'imprenditore ha un obbligo di legge, la 6899, e noi vogliamo aiutarlo ad andare oltre l'obbligo. Quindi il nostro scopo è quello di studiare l'azienda per trovare un ruolo preciso del ragazzo all'interno dell'impresa, preparare esattamente il ragazzo a quel ruolo, aiutarlo nell'inserimento presso l'azienda e quindi arrivare a una inclusione lavorativa e sociale precisa. Per sostenere tutto questo abbiamo inventato il marchio Valemor, che già dal nome unisce Vale e Glamour. Siamo partiti dal mondo della moda e abbiamo avuto un discreto successo. Un progetto che ci ha fatto conoscere maggiormente è Geox for Valemor, ma tante altre aziende si stanno unendo a noi per dare anche qua un'innovazione di processo. Noi nei prodotti che produciamo col marchio Valemor facciamo in modo che i ragazzi disabili intellettivi producano prodotti appetibili per mercato e che quindi si vada assolutamente oltre il pietismo, ma si vada esattamente sulla produzione che piace al mercato. Per cui i prodotti Valemor prima di tutto sono belli, non sono fatti da ragazzi disabili. Quindi auguro a Valemor come a To Be Verona di proseguire per una strada di successo nell'innovazione.